Stamattina mi ha svegliato e sono tutto rintronato, porca miseria, ai ai ai. E perché vado in giro in macchina così rintronato? No, devo passare in banca perché ho sentito per il discorso Vodafone. Ho chiamato per bloccare il RID, bisogna passare di persona primo, secondo il RID non esiste più, esiste la credito, no, la debito SEPA, che bestemmia di prima mattina, SEPA. A noi la SEPA è a sepa, la sepia in umido. Vabbè, andiamo a bloccare la sepia e boh, non lo so, adesso mi sveglio. Aspetta, non c'è più a Siora, chiedo tagliare i fiori, perché taglia le gambe a Siora, no, non è carino. Mamma mia, devo ripigliarmi, ho preso anche il caffè, però che ho tirato fin tardi ieri, ho guardato un film. Non mi ricordo neanche che film ho guardato. Che film è? Ah sì, American Gangster, bello, bello. Mi è piaciuto. Poi ho preso sonno come sempre. Io di solito prendo sonno, quando una roba dura più di mezz'ora prendo sonno. L'ultima volta con una signorina poretta al telefono mi stava raccontando, diciamo, delle cose e io ho preso sonno anche là. Si è giustamente un po' incazzata, però cosa devo farci? Porco cane, quando una cosa è passiva, cioè anche un film è passivo, no? Cioè tu non puoi fare niente, lo guardi e basta, no? E dopo un po' il mio cervello giustamente dice: ah ok, io qua non servo, boom, ci vediamo dopo, fammi un fischio, mandami un WhatsApp, chiamami. È così, mi addormento, no? Comunque, allora io adesso sto andando a Jesolo, no? Per il discorso della banca, non per altro. E Jesolo stanno facendo molti lavori, la spiaggia, e quindi sì, sono soldi che spendono, che significa che come al solito ci sarà la municipale già pronta lì con gli stand dell'Avis e tutto quanto per fermarti e ciucciarti l'anima, e quindi cintura di sicurezza intanto, che è una cosa che da una parte non sono mai andato d'accordo. Dai Siora, passa Sioretta, dai, passa, beh Siora, che non ti pince anche sotto e dopo ti dice guarda quel che mi ha pinciato sotto, che brutto cattivo, Comunque, zio Tuning, cosa stavo dicendo? Ah sì, ecco, appunto, da una parte non sono mai stato d'accordo con l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, dall'altra però la capisco. Eccoli qua, tac, io l'ho detto, aspetta che gli facciamo noi con la GoPro, gli facciamo la foto, che non so come si fa le foto durante i video, credo col mode, devo imparare. Occhio, vi filmo tutti, ara qua, sta all'occhio. Non ho capito, loro mi fanno la foto, io non gli faccio il video, cazzo. Comunque dicevo, no, riprendo il discorso interrotto per la terza, quarta, quinta volta. Da una parte non approvo, da una parte capisco. La parte di me che non approva è il fatto che se io mi voglio ammazzare, mi voglio ammazzare, sono cazzi miei. Dall'altra parte capisco che comunque noi siamo le pecorelle di un gregge, apparteniamo a qualcuno che comunque ci porta dal veterinario e lo paga lui il veterinario. Quindi per cui se io mi faccio male o più male perché non avevo le cinture di sicurezza, il pastore dice porca puttana, mi costi un casino, allora ti obbligo a portare le cinture, se no mi costi. E da una parte giustamente, insomma, è capibile e anche corretto, se non fosse che poi si inculano i soldi in mille altre maniere e questo sarebbe il minimo della spesa, capisci? Però insomma concettualmente ci sta, certo dobbiamo anche noi dare il buon esempio. Con le cinture non mi vedi quasi mai, però insomma giustamente dici, se mi faccio male comunque gravo ancora di più sulle tasche di tutti. Ripeto, è la spesa minima perché vedi con tutti i miliardi che si ciucciano sti quattro cialtroni, che anche lì dico sempre, gliel'ho spiegato anche a mia nonna, fanno bene, cioè siamo noi che lo vogliamo. Cioè guarda in Islanda non so se hai mai letto o sentito la rivoluzione silenziosa, la rivoluzione islandese. Cosa hanno fatto gli islandesi? Ma un po' anche come la marcia del sale di Gandhi, è stato un movimento di ribellione, di rivoluzione non violenta. Nel caso specifico degli islandesi, gli islandesi hanno detto: cari politici, cari magnaskei, care banche, ma scusate un attimo, chi ha fatto tutti questi debiti? Chi ha fatto tutta questa crisi? Noi?
No, siete stati voi. Vabbè, allora sono cazzi vostri. C'è della genialità, è una risposta molto semplice, molto banale, ma ha del geniale. Chi è stato a fare il casino? Sei stato tu? Ah, ok, nessun problema, pigliati il casino. Hanno mandato via tutti, cioè, capisci? Certo, in Islanda, adesso senza offendere gli italiani, quindi saltiamo questa parte qui della mia idea sul pensiero borghese italiano, però va anche detto che in Islanda, nonostante sia un territorio molto grande, sono comunque 300.000 persone, quindi capirai che le divergenze sono ridotte all'osso, no? Cioè, meno persone ci sono, più facile giustamente è riunirsi, andare d'accordo, fare, brigare. E questi si sono trovati tutti d'accordo, nel senso erano in crisi come lo è stata la Grecia o come lo siamo noi italiani. Hanno detto, boh, dai, riuniamoci, via tutti quanti, e così hanno fatto. Ma giustamente, mi ricordo sempre le parole del buon Rousseau. Alla fine, chi è un re, chi è un principe, chi è un ricco, un politico, un padrone? Non è nessuno, siamo noi che gli diciamo, ok, sì, tu sei il re. Ma se tutti smettono di dire, tu sei il re, tu mi comandi, è una cosa virtuale, capisci? Non esiste, i politici non esistono, la polizia non esiste, è tutta una minoranza, siamo noi. Quando diciamo governo ladro, ci lamentiamo delle tasse di qua e di là, è colpa nostra, mia compresa. Se ci lamentiamo ogni tanto, senti quelli che si lamentano del bollo auto, di certe tasse ingiuste o del prezzo della benzina, ma è colpa nostra. Il prezzo della benzina è colpa mia, è anche colpa mia. Se io sto 3 mesi senza far benzina e tutti voi assieme state 3 mesi senza far benzina e chiediamo che la mettano a 50 centesimi al litro, la mettono a 50 centesimi al litro, blocchiamo tutto se ci uniamo. Cioè, è questo che l'italiano non capisce, mi hai compreso, Cioè, nel senso che predico bene e razzono male, perché giustamente c'è sempre anche quella mentalità, sì, ok, lo faccio io, lo fanno altri 100, ma gli altri 10 milioni, hai capito? E quindi perdi la potenza. La potenza è l'unione, e purtroppo noi siamo tanti, c'è un fortissimo divide et impera qui in Italia, e quindi, ragazzi, io purtroppo credo che l'Italia si risolleverà solo quando toccherà il fondo, quando veramente raggiungeremo la disperazione più nera. Allora lì sì, ci sarà una rivolta seria da parte di tutti. Altrimenti sì, c'è qualche grande rivoluzionario, c'è gente che ha iniziato a ribellarsi, anche se il sottoscritto, ad esempio. Ti stavo parlando di Jesolo, ecco, siamo finiti a parlare, no, beh, non volevo parlarti di politica, comunque è un discorso molto importante questo. Qui si parla di libertà e di giustizia, non di quei 4 cialtroni che noi acconsentiamo facciano i malanni che stanno facendo. Io ti porto l'esempio di quella volta che a Jesolo, appunto, che Jesolo è famosa per essere la città simbolo del proibizionismo. Tieni anche conto, la municipale qui è un po' la barzelletta d'Italia, nel senso, tu ancora in internet puoi leggere, mi ricorderò sempre un raduno una volta organizzato da un pub di motociclette, moto dentro le transenne tutte quante, non sono andati a dargli la multa alle moto del raduno numero 1. E cosa succede? Senza dilungarsi troppo, io ero, guarda, proprio in questo punto, quasi vicino a questo punto, con il mio cane dietro, vedi la Smart ha questo divisorio di sedile, il cane non può venire davanti quando è dietro non puoi neanche mettere un kennel, cioè un cane di taglia media, se gli metti un kennel che ci stia nella Smart, sarebbe un kennel da Chihuahua, per far stare il cane devo amputargli le gambe, però non mi sembra carino amputare le gambe al mio cane, anche perché, insomma, vedi anche nei video, ci piace andare in giro, fare le passeggiate, esplorare i posti assieme, e dopo con le gambe amputate sarebbe veramente un problema, capisci? Quindi l'unica soluzione nella Smart è tenerlo libero, ma non è tanto questo il punto dove io voglio focalizzare, dove voglio portare veramente l'attenzione, è il fatto che il cane così non può creare pericolo, non può venire davanti, non può dar fastidio quando è dietro. Hanno voluto darmi la multa, io lì semplicemente gli ho detto, guarda, non posso finanziare la demenza. E il discorso che ti facevo prima, se io pagavo quella multa e l'accettavo, ero io che acconsentivo a queste follie.
e l'ho lasciata lì, ho tirato sul finestrino e ciao, vaffanculo. Tutto questo si chiama disobbedienza civile, non è assolutamente nulla di anarchico nel senso borghese reinterpretato del termine, è semplicemente la responsabilità individuale del buon cittadino. Io ripeto e continuerò a ripetere all'infinito, io ho preso una multa ai 51 all'ora sul limite 50, l'ho pagata subito perché è giusto, cazzo. Uno dice vabbè per 1 all'ora, non c'entra, perché se inizia a dire vabbè per 1 all'ora, vabbè per 2 all'ora, vabbè per 40 all'ora, non è più finita. L'ho pagata ed è giusto, perché se supero i limiti, che bene o male, vabbè un po' alla cazzo, sono stati fissati, vabbè non è quello l'importante, ma creo un pericolo. Se sono troppo veloce ho molte più possibilità di investire un bambino che attraversa la strada, un cane, o perdere il controllo, andare fuori strada perché la strada è dissestata o non è adatta a certe velocità. Sono d'accordo, l'ho pagata subito, cioè se la multa scadeva tipo fra 30 giorni, appena mi è arrivata l'ho pagata il giorno stesso, ma perché è giusto. Certo non ero felice, cioè ho preso la multa, ah che bello, ho preso la multa, è una multa giusta, sono felice. No, col cazzo, chiaro che mi dispiaceva, però l'ho pagata subito. Questa multa qua invece, quella ad esempio del cane, ha dell'assurdo, ha del folle, è abuso di potere, capisci? E qua veramente la gente deve ribellarsi di brutto, se no, se continuiamo a essere così sottomessi alla follia, qua veramente vi tassano l'acqua dei rubinetti o l'aria che respiriamo e tutti ci lamentiamo, ma continuiamo a pagare. Sì, forse non si è capito che i miei miti sono Thoreau e Gandhi e loro erano due teste di cazzo come me, capisci? Però è gente che veramente ha cambiato il mondo. Thoreau con l'esempio, Gandhi è stato successivamente un grandissimo estimatore di Thoreau, Tolstoi, Rousseau stesso, però poi vedi dall'attingere da questi grandi, ossia solo dalle parole, dall'aver osservato il piccolissimo esempio che loro hanno dato, sono nati quei grandi che hanno veramente cambiato la storia dell'umanità, o che avrebbero comunque potuto cambiarla. Gandhi ha cambiato certamente la storia dell'India con la sua marcia del sale, l'indipendenza. Gandhi ha fatto di quelle rivoluzioni che io mi commuovo ogni volta a pensare a Gandhi, a parlare di Gandhi. Thoreau invece da parte sua diciamo ha piantato un seme. Thoreau non voleva pagare una tassa che riteneva ingiusta, era una tassa che finanziava una guerra contro il Messico, no? C'è anche un po' di attualità in questo, no? Adesso e fu arrestato. Poi vabbè, purtroppo tra virgolette, diciamo, una sua parente, una sua zia ha pagato la cauzione, è venuto fuori, però lui giustamente in prigione ci è andato molto volentieri proprio per lanciare questo messaggio di disobbedienza civile che è uguale a responsabilità individuale, nel senso comunque di ribellione all'ingiusto. Però vedi, poi è arrivato il Gandhi e da lì è nato molto di più, no? È un po' anche l'esempio che da parte mia mi sento di voler dare e che ti racconto, il discorso del cane. Poi ecco, una cosa, una volta era venuto fuori un post di questo sulla pagina del paese, non mi ricordo dove, su 10 persone, chiaro che trovi 3 deficienti che danno ragione ai vigili, cioè c'è gente mentalmente schiava delle leggi, anche le più assurde. Se la legge è così, e questo mi spaventa molto. Non esiste il senso della giustizia, questa responsabilità individuale, esiste la sudditanza alla legge, capisci? Questo che mi spaventa, perché la legge può essere tutto, come lo era la legge che era obbligatorio pagare quella tassa per fare la guerra ai messicani, come lo era la legge che era obbligatorio che gli indiani non potessero camminare al di fuori dei marciapiedi dopo le ore tot, cioè capisci cosa vuol dire legge? Purtroppo in Italia non ha mai funzionato perché questa è una mia personalissima opinione, abbiamo avuto un'istruzione completamente inesistente.
non dico scarsa, inesistente. Per istruzione non intendo imparare le puttanate, la storia insegnata come te la insegnano è inutile, è dannosa. Piuttosto imparate a andare fuori, imparate le razze e le farfalle. Non serve a nulla diritto, tutte quelle puttanate, quando prima manca la scuola di vita. Se vediamo in altri paesi civilmente, infinitamente più avanzati di noi, c'è comunque una grossa scuola di guida, scuola di vita, non scuola di guida. E questa scuola di vita ti porta a crescere con questa responsabilità individuale, con questa bilancia interiore, questo senso del dovere, questo senso della giustizia, che fa sì che la legge diventa inutile e fa sì che tu, riuscendo a percepire da solo, con la tua intelligenza, cosa è bene, cosa è male, qual è il giusto, qual è sbagliato, qual è il bianco, qual è il nero, viene fuori la legge stupida. È chiaro che non la puoi ascoltare, non la puoi assecondare. Vabbè, oggi mi sono dilungato così. Spero di essere stato chiaro. Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione, anche perché purtroppo ogni tanto ho una parlantina veloce. Aspetta che cambio. Provo sempre, insomma, a tenermi lento con i discorsi, ma poi inizio a parlare a raffica e giustamente uno può anche perdere qualche pezzetto. Vedi, sempre collegandoci al discorso di prima, ho fatto il blocco degli addebiti Vodafone. Questo perché? Loro ti chiedono di mandare la raccomandata. Un cazzo, siamo in due, io e te. Tu mi chiedi di fare in un modo e deve essere come vuoi tu, cioè decidi tu. E io chi sono? Io che valgo? Che tra l'altro io sono quello che pagava, no? Quindi tu mi dici, vai in cartoleria a comprare una busta, poi vai in posta, paga 5 euro e passa per fare la raccomandata, perdi tutta la mattina tra coda, compilazione e tutto quanto, e dopo aspetta a tempi biblici e spera che arrivi in tempo prima di un'eventuale seconda fatturazione a cui seguirà una seconda nota di accredito. E io dico cordialmente, te la tagli il cazzo, ti blocco il pagamento e facciamo prima. Non ho capito, anche perché è tutto disdetto, già non ti devo niente, avanzo soldi, adesso questi non mi hanno neanche, hai sentito l'ultima puntatina da Vodafone che ho fatto, neanche non hanno bloccato il contratto, hanno fatto i furbi, quelli hanno bloccato la tariffa. Cosa vuol dire? Che se il contratto è attivo ma è bloccata la tariffa, rischi che continui a pagare, ma addirittura magari anche di più, perché non hai tariffe applicate, va a sapere. Chiaro che la mia SIM è disattivata, è scollegata, cioè proprio l'ho tolta dal tablet. Però ragazzi, qua bisogna veramente darci un taglio a tutte ste monate, e lo si fa con la pratica. Manderanno lettere degli avvocati o quello che vogliono, non me ne sbatte un cazzo, le ho già fatte ste robe, non sono un delinquente, già fatte con altri gestori internet. Cioè non dobbiamo continuare a essere lo zerbino di questa gente. Io ti dico, come ho già fatto in passato, ti disdico il servizio che tu mi dai, cioè non voglio più che tu mi vendi quella roba e non te la pago più, basta, punto. Col fatto che già io non te la pago più, tu non me la vendi più, è morta lì. No, raccomandate qua e là, ma è quello che vuoi tu, non lo voglio io, non voglio perdere la giornata e 5-6 euro per farti la cazzo di raccomandata, dai, ho anche la mia vita da fare, non è che me la spendo per te, porca puttana. Poi ancora più stupidi, gli costa più di lettere, avvocati e tutto quanto, anche il gestore internet vecchio che avevo, che non era una Vodafone, una Team o altro, però cioè, ti ho detto basta, non voglio più, avete quelle cazzo di telefonate registrate, cosa volete di più? Cioè, ho capito verba volant scripta manent, ma qua il verba volant lo hai manentato nel registratore vocale, cazzo. E vabbè, così con Vodafone abbiamo chiuso, adesso sarà aspettare quei 2 mesi che arrivino i 60 euro che mi hanno inculato. E vedi, così funziona, così bisogna fare, perché purtroppo vedi anche il fatto che io mi sto liberando da tutta sta materia, perché sono tutte le cose dove loro vanno a parare, capisci? Quando ti si aggrappano con avvocati e cazzate varie, multe sulla multa, more, interessi, e ti vengono a pignorare questo, a pignorare quello,
io continuo a essere una persona onesta, continuo a essere un bravo cittadino, no schiavo, cittadino, ma non avete neanche più nulla da incularmi, perché veramente mi avete rotto i coglioni. E questo è il mio modo di passare all'azione. Spero di riuscire a aver dato il buon esempio in tutto o in parte. Bene, questa mattina mi sono svegliato, mi sono sfogato, basta, adesso siamo a posto. Deve essere il caffè che prendo io, no? Ah, ecco, appunto, sì, bene o male mi paraculo sempre all'ultimo, però non saluto mai nei video, no? Alla fine non è carino, quindi devo ricordarmi di salutare, non chiuderli sempre così alla cacchio. Quindi, show bello, ci vediamo alla prossima e magari andiamo anche a fare qualche puntina in giro, no? Che da tanto non se ne fa più. Ma io sti cialtroni li diserberei tutti.